Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Oggi vi voglio leggere un racconto tratto da questo libro. Montagne dentro di Nicola Montecalvo. E il racconto che vi leggo oggi si intitola Un legame che non si può spezzare. In riva al lago c'era una panchina. Quella panchina era la panchina delle conversazioni di Claudia e Sabrina, conoscenti da sempre e amiche da ancora prima, per eredità familiare. Si davano appuntamento in quel luogo e, pur abitando entrambe a Sant'Andrea, ci arrivavano ognuna per conto proprio, forse per usare quei 10 minuti di passeggiata in salita per riflettere su quello che si sarebbero dette. Le conversazioni su quella panchina erano un momento sacro, in tutte le stagioni, e quelle vecchie assi di legno avevano assistito a tutti i passaggi importanti della loro vita. Allora che fai? Non lo so, Claudia. Siete sposati ormai da 5 anni. È normale che Matteo voglia un figlio con te. Lo so, lo capisco benissimo. E hai già rimandato tante volte solo per il pensiero di Filippo. So anche questo, ma concedimi che non è un pensiero da poco. Ho un altro figlio che fra 2 mesi va in quinta elementare e che non vive con suo padre, per quanto Matteo lo abbia sempre trattato come un figlio. Meglio che non viva con suo padre. Lascia stare questo. Cosa penserà Filippo? Che lui non mi basta e che non basta a Matteo? Claudia tacque un attimo, cercando le parole sui profili dei monti che tanto amavano. Hai parlato di quello che vuole Matteo, poi di Filippo, della paura che hai per lui. Ma tu cosa vuoi? Sabrina guardò Claudia, come se la domanda l'avesse spiazzata, come se non ci avesse ancora pensato veramente. Si lasciò abbracciare dalla luce del crepuscolo e cullare dal canto dei pettirossi. Beh, disse poi con tono quasi commosso, io vorrei un figlio con Matteo. Vorrei un figlio voluto in 2 e soprattutto un figlio da crescere in 2. Filippo è stata la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Ma non avendo mai vissuto con suo padre, ho sofferto molto per la mancanza di un sostegno alla pari. Claudia rispose con un sorriso. Sbaglio a dire queste cose? Domandò Sabrina. Ho paura di togliere qualcosa a Filippo. A Filippo hai dedicato gli ultimi 10 anni della tua vita e continuerai a farlo. Non c'è niente di sbagliato in quello che hai detto. Sabrina si sentiva sollevata, con le sue mani in quelle di Claudia. E poi pensa che bello. Se Filippo avesse un fratellino, potrebbe insegnargli tante cose. Pensa che bel fratello maggiore sarebbe. Sabrina non riuscì a trattenere le lacrime a quel pensiero. E se lo rifiutasse, non avrà neanche il suo stesso cognome. Potrà magari rifiutarlo all'inizio, ma poi, vivendoci insieme, si scioglierà. Sei sempre la solita ottimista, rispose Sabrina con un sorriso riconoscente. Mi hai costretto. Tu come faresti se no? Dobbiamo un po' completarci. Io la donna insicura e tu la pazza scatenata. Esatto. Scendendo verso il paese, passarono ad argomenti più leggeri. Anche Sabrina era un po' più leggera, ma non del tutto in pace. Matteo
prese Sabrina fra le braccia e le chiese: «Mandiamo Filippo un paio di giorni dai tuoi e ci proviamo seriamente questa volta?» Sabrina sapeva che sarebbe arrivata quella domanda e sapeva che era giusto rispondere, solo che non sapeva ancora cosa rispondere. O meglio, una parte di lei avrebbe voluto rispondere di sì, gettandosi tra le braccia di Matteo, ma c'era quella paura che ancora la bloccava. «Filippo dai miei?» riprese maliziosa Sabrina, anche per prendere tempo. C'era però una cosa che era sfuggita a Sabrina e Matteo. Filippo era lì, appena fuori dalla camera loro, che li ascoltava. Era rientrato in casa dal giardino silenziosamente e, sentendo da lontano le loro voci, aveva avuto un presentimento. Aveva sentito che la conversazione lo riguardava. «Filippo dai tuoi e noi qui», rispose Matteo, prendendo Sabrina tra le braccia e appoggiandola sul letto. «L'offerta è allettante. Dai, Sabri, seriamente. Tu hai voluto aspettare e io l'ho accettato. Sapevo che chiedendoti di sposarmi non stavi iniziando una vita a due, ma una vita a tre, e ne sono stato contento. Però, da quando ci siamo messi insieme, ho sempre desiderato avere un figlio con te». Le parole di Matteo produssero un doppio effetto. Sabrina si commosse, ripensando al momento del matrimonio e al coraggio con cui Matteo aveva accolto lei e suo figlio nella sua vita. Le parole non erano dette con risentimento o con il tono di chi rinfaccia il bene compiuto. Erano semplici parole vere che descrivevano la realtà. E il desiderio del marito non faceva che confermare l'amore che provava per lei. Ma Filippo aveva sentito altro. Aveva sentito quel «un figlio con te» entrargli dentro come una lama affilata. Perché non gli basto? Va bene, lui non era esattamente figlio suo, e allora era comunque un ragazzo a cui voler bene. Non ce la faceva più a stare ad ascoltare. Andò in camera sua e si infilò le cuffie del cellulare. Matteo non sapeva come interpretare il silenzio di Sabrina. «Sbaglio a dire così?» le chiese. Sabrina sorrise, con quel suo sorriso che toglieva ogni preoccupazione a Matteo e lo faceva sentire a casa. «Sai, ho fatto la stessa domanda ieri pomeriggio a Claudia». «E cosa le avevi detto?» «Più o meno le stesse cose che hai detto tu, che vorrei un figlio voluto in due». «Allora proviamoci». «Ma ho anche paura, sarebbe una cosa così grande. Ho paura che Filippo si senta escluso, ho paura che si senta fuori». «Se si sentirà fuori, noi lo tireremo dentro, te lo prometto. Faremo di tutto per farlo sentire un fratello maggiore a tutti gli effetti. Se io e te abbiamo entrambi questo desiderio, non dobbiamo rinunciare per paura. Se noi due saremo più felici, alla fine ne beneficerà anche Filippo». Sabrina sospirò, come a liberarsi da un peso. «Facciamolo, allora facciamolo». «Non mi va di andare dai nonni questo weekend». Filippo era molto determinato. «Lo sai che io e Matteo dobbiamo lavorare tutto sabato e dovresti stare da solo. E allora qual è il problema? Sono grande, so stare a casa da solo». «Non è questo il punto. So che sai stare a casa da solo, ma non mi fa piacere. Preferisco che tu sia in compagnia. Poi i nonni ci tengono molto a stare un po' con te e quando c'è la scuola è più difficile. Ma ti ho detto che non ci voglio andare. Filippo, mi dispiace, ma ci andrai in ogni caso». Il ragazzo rimase in silenzio, nero in volto. «Hai capito? Basta, non rompere. Filippo!» La voce di Matteo intervenne perentoria nella discussione.
Non parlare così a tua madre. Tu cosa c'entri? Non sono figlio tuo. Filippo calcò particolarmente sull'aggettivo, lasciando a Matteo una strana sensazione, come se oltre al significato stesso delle parole ci fosse un riferimento a qualcos'altro. Adesso basta. Le parole contro Matteo avevano fatto infuriare Sabrina. Vai in camera tua. No, vado fuori. Sabrina scattò in avanti, ma Matteo le fece cenno di aspettare. Lascialo andare, le disse, mentre lui era ormai fuori dalla porta. Lascialo sfogare. Fra un po' vado io a cercarlo. Come fai a cercarlo? Sai dove andrà? Un'idea ce l'ho. Una mezz'oretta più tardi, Matteo camminava lungo il sentiero che andava verso il torrente Rio Grosso. Era un posto che loro definivano segreto, dove Matteo aveva portato Filippo fin da quando aveva 5 o 6 anni. Si sedevano su un masso e tiravano sassi nel fiume. Un pomeriggio, dopo aver letto le avventure di Huckleberry Finn, avevano provato a percorrere il fiume in discesa, superando cascatelle e laghetti. Una sorta di canyon ante litteram. Matteo sapeva che per Filippo quello era diventato un luogo del cuore e lo era diventato grazie a lui, quel padre non padre che aveva appena rinnegato. D'altronde Filippo non aveva una figura così di padre e Matteo si era inserito in punta di piedi trovando la porta spalancata. Giorgio, padre di Filippo, era lontano e ormai non poteva fare molto di più. Ritrovatosi in attesa di un figlio dopo la storia di un'estate con una montanara, lui, universitario pistoiese eterno bambino, non era riuscito a sopportare la responsabilità e aveva lasciato Sabrina da sola. Poi dopo qualche anno era cambiato e si era avvicinato a Filippo, incontrandolo regolarmente anche se non troppo spesso. Ma era lui, Matteo, a stare con Filippo ogni giorno. Era lui che gli aveva insegnato ad andare in bicicletta e a sciare, e sempre lui che probabilmente gli avrebbe anche insegnato a guidare. Insomma, tutte le cose che fa un padre. Eppure sapeva che in qualsiasi momento, sotto traccia, era presente la verità che emergeva in ogni situazione di crisi. Non lo era davvero, non era suo padre, non poteva e non doveva sostituirsi totalmente a lui. Filippo non era suo figlio. Cos'era allora? Come poteva chiamarlo? Non c'era una parola per definirlo, per spiegare il loro rapporto. Per Matteo questa era una mancanza, ma anche un'opportunità. L'opportunità di costruire qualcosa di unico e sorprendente. Quasi senza accorgersene, Matteo era arrivato vicino al fiume. Prima di vederlo aveva sentito il rumore delle sue cascate e percepito il fresco che veniva su dall'acqua gelata. Girò l'ultima curva del sentiero e alzò lo sguardo sollevato. Filippo era lì, seduto su una roccia in mezzo al torrente, con i piedi nudi a sfiorare l'acqua che scorreva veloce. Matteo rimase un po' a guardarlo, occultato dallo sciabordare del fiume e dalle foglie degli alberi. Poi gli si avvicinò. Vedendolo, Filippo non disse nulla. «Posso sedermi vicino a te?» Filippo non alzò la testa e Matteo lo interpretò con un tacito assenso. Balzò su alcuni sassi sporgenti per raggiungere il masso su cui era seduto Filippo, poi si sedette silenziosamente di fianco a lui. «Come hai fatto a sapere dov'ero?» «Anch'io vengo qui quando ho bisogno di stare un po' da solo». «Sei venuto qui anche quando dovevi decidere se sposare la mamma?» «A dir la verità, non ho mai avuto grossi dubbi a riguardo. C'ero io di mezzo, però. Non di mezzo, insieme». Passarono un paio di minuti
segnati solo dal rumore dell'acqua che scorreva calma tra i sassi. Perché vuoi un altro bambino? Matteo sospirò. Non era previsto che Filippo sentisse la loro conversazione, ma forse era giusto così. Invece di rispondere subito, preferì lasciar parlare ancora il ragazzino. Anche la mamma lo vuole. Credo che questo dovresti chiederlo direttamente a tua madre. Non è giusto che sia io a dirti quello che lei vuole. E comunque, se te lo dicessi io, potresti anche non credermi. Glielo chiederai? Non lo so. Secondo me sei tu che la vuoi convincere. Di nuovo silenzio. E tu, Matteo, mi vorrai ancora bene lo stesso? La domanda lo lasciò spiazzato. Quell'avverbio testimoniava che Filippo si sentiva amato da lui e questa esplicita consapevolezza gli riempì il cuore. Inoltre, non aveva mai pensato la questione da quel punto di vista. Pensava che Filippo potesse temere di perdere parte delle attenzioni della madre. Non aveva considerato che forse temeva ancor di più di perdere lui. Ti vorrò sempre bene, anche se avrai un figlio tuo? Certo, questo non cambierà. Allora perché lo vuoi? Perché non sei contento così? Ci sono dei momenti in cui le parole non riescono a rendere un'idea o un sentimento, in cui il cuore non riesce a essere spiegato. Matteo guardò il volto abbassato di Filippo, i suoi occhi lucidi e socchiusi. Provò a mettergli un braccio intorno alle spalle, ma il ragazzo si ritrasse e si alzò appena sentì il tocco. Dove vai? A casa, dove vuoi che vada? Le paure sono sempre difficili da rassicurare. Quella sera Filippo non riusciva a prendere sonno. Fissava le trame irregolari delle travi del legno del soffitto, illuminata dalla fioca luce dell'abajure. I colpi che sentì alla porta socchiusa, pur essendo lievi, lo fecero sobbalzare. Cosa c'è, mamma? Posso entrare? Filippo non rispose. Lo prendo come un sì. Sabrina si sedette sul fondo del letto di Filippo, come faceva sempre quando lui era più piccolo. E lei gli leggeva una storia ogni sera prima di dormire. Matteo mi ha raccontato della vostra chiacchierata al fiume. E quindi? Hai sentito quello che io e lui ci siamo detti oggi? Sì. Sai che non bisogna origliare le conversazioni degli adulti. Non ho origliato, ho sentito. E comunque siete voi che non dovete nascondermi una cosa così. Sabrina appoggiò una mano sul fianco di Filippo, ma lui si spostò sul bordo del letto. Ormai le coccole non bastavano più. Sabrina non sapeva cosa dire. Ci aveva pensato tutto il pomeriggio. Si era preparata delle frasi, ma in quel momento le parevano vuote e retoriche. È vero che vuoi un altro figlio o è Matteo che cerca di convincerti? Chiese Filippo spezzando il silenzio. Sai, Filippo, non sempre è facile capire bene i nostri desideri. Non è facile neanche per i grandi. Ma sì, ho il desiderio di avere un figlio con Matteo. Lo sai che ci vogliamo bene, no? Lo so, ma non stavamo bene così noi tre. Certo che stiamo bene così, però non pensi che potremmo anche stare meglio? Potreste stare meglio voi forse, ma io? Tu sarai sempre il mio Filippetto. Sabrina gli sorrise e gli scompigliò il ciuffo con la mano. Il loro gesto scioglie i bronci. Ma non funzionò. Non sono più un bambino. Forse è per questo che ne vuoi un altro. Sabrina si sentì trafitta, ma provò a non reagire alle provocazioni di Filippo. Doveva accettare la sua rabbia. E se avrai un altro figlio, non sarà più come adesso. Cosa succederà quando io andrò da papà? Verrà anche lui? Sarebbe molto difficile, almeno per i primi tempi. Vedi? Allora ci saranno dei momenti della mia famiglia senza di me.
Filippo aveva alzato il tono e la voce era alterata. Sabrina provò di nuovo ad abbracciarlo. Mamma, lasciami stare. Lei lo strinse forte. Lasciami stare, ho detto, urlò Filippo divincolandosi. Sabrina si alzò e guardò suo figlio, come se lo vedesse per la prima volta. Era vero, non era più un bambino. Non erano mai andati a letto così lontani l'uno dall'altra, ma Sabrina capì che doveva lasciarlo stare, doveva lasciargli il suo spazio, anche il suo spazio di dolore. Ti lascio stare, ma sono di là. Se vuoi, sai dove trovarmi. Filippo guardò la porta socchiudersi di nuovo e resistette alla tentazione di correre dietro alla mamma e abbracciarla forte. Doveva farle vedere che faceva sul serio. Passarono settimane, ma Filippo continuava a pensare spesso a quei giorni di luglio, anche se nessuno in casa ne parlava più. Un sabato mattina, mentre Matteo era già al lavoro, sentì dei rumori provenire dal bagno. La porta era semiaperta. Intravide sua madre seduta sul water, con in mano uno strano oggetto. Piangeva. Era un pianto strano che non aveva mai visto in lei. L'aveva vista piangere tante volte, quando lui le faceva un regalo inaspettato o le diceva che le voleva bene, ma quella volta era diverso. Sembrava molto triste. Filippo vide la madre buttare lo strano oggetto nel cestino. Poi si ritrasse quando si accorse che lei stava per uscire dal bagno. Dopo un paio di minuti c'entrò lui e si chiuse a chiave. Andò diritto a frugare nel cestino. Trovò una specie di termometro. Al posto della temperatura però c'era scritto non incinta. Filippo tirò un sospiro di sollievo, ma poi rigettò con forza il test nel cestino. Anche se lui non voleva, loro stavano continuando a provarci. Tornando in giardino, ripensò agli ultimi mesi e ai silenzi di sua mamma, ai sorrisi un po' forzati, e poi a quel pianto sommesso visto poco prima. Perché era così triste? Filippo era seduto nel salotto di Claudia e stava pregustando una delle sue leggendarie merende. Nell'attesa le sue mani accarezzavano le finiture del tavolo di legno lucidato e il suo sguardo indugiava oltre le vetrate sulle foglie mosse dai primi venti autunnali. «A cosa pensi?» chiese Claudia, appoggiando sul tavolo un vassoio da cui proveniva l'inconfondibile profumo di tè e di biscotti alla cannella. «La mamma e Matteo stanno cercando di avere un bambino». La voce di Filippo era quasi indignata e proprio per questo la risposta lo spiazzò. «Che bello! E sei contento?» Claudia era una persona speciale anche per Filippo, una sorta di zia acquisita che era stata presente fin dall'inizio della sua vita. Aveva tutti i lati positivi che di solito hanno le zie intraprendenti e originali, e in più non era veramente sua zia, e questo faceva sentire Matteo libero di confidarsi con lei, pur conoscendo il rapporto speciale che la legava a sua madre. Ma quella volta Filippo rimase quasi offeso dalla reazione di Claudia. «Se sono contento?» «Non lo sei?» «Non lo so». Claudio intuiva il disagio di Filippo e gli si avvicinò come per invitarlo a parlare. «Dimmi, cosa ti preoccupa?» «Beh, se arriverà un altro bambino ci sarà una bella differenza tra me e lui. Lui sarà il figlio di tutte e due, io no. Passerò in secondo piano». Claudia sembrò turbata dalle parole di Filippo, ma cercò di controllare l'emotività e gli rispose con tono calmo: «Filippo, se c'è una cosa certa è che tua madre ti vuole un gran bene e non potrai mai smettere di farlo. Sei stato la cosa migliore che le sia mai capitata».
Come fai a esserne sicura? Me lo ha detto lei? Davvero? Sì, vedi, anche se con l'arrivo di un altro bambino dovesse avere un po' meno tempo per te, non per questo smetterebbe di volerti bene. Ma se io sono già... Scusa, ma se sono già io la cosa migliore che le sia mai capitata, perché deve rovinare tutto? Sabrina era seduta sulla sua panchina e chiudendo gli occhi inspirava l'aria già frizzante di inizio ottobre. Aveva bisogno di riflettere. Ripensava agli ultimi mesi, alla paura di non riuscire più a rimanere incinta, al dolore per i test negativi e alle difficoltà nel rapporto con Filippo. Rilesse la chat di WhatsApp con Claudia. Com'è andata? Le aveva chiesto dopo la merenda di Filippo a casa sua. Non un granché, non è sbottato, è rimasto tranquillo, ma non credo di essere riuscita a smuoverlo. Grazie lo stesso per averci provato. Figurati, ritenterò. Da quando suo figlio aveva sentito quella conversazione, tutto era cambiato. Forse avrebbe dovuto coinvolgerlo da prima, renderlo subito partecipe, o forse non sarebbe cambiato niente. Aveva voglia di parlare con Claudia, ma le aveva risposto che quel giorno era impegnata. Stava per rialzarsi e incamminarsi verso casa, quando in lontananza vide una figura che le sembrò familiare. Il berretto in testa, il passo leggermente ciondolante, i suoi soliti calzoncini blu. Il cuore cominciò a batterle forte. Quante volte aveva visto suo figlio? Eppure in quel momento non si aspettava di incontrarlo. Era stata sorpresa dal fatto che lui c'era, era lì e stava venendo verso di lei. Lei lo accolse con un sorriso umido, mentre lui sembrava preso da un'insolita timidezza. Come sapevi che ero qui? Me lo ha detto la Claudia. Ah sì? E perché? Perché l'ultima volta che ci siamo visti siamo rimasti d'accordo così. Tu mi nascondi qualcosa. Filippo tergiversava. Perché sei venuto? Cosa volevi dirmi? Che mi dispiace che sei triste perché non rimani incinta. Io vorrei vederti felice, anche perché se tu non sei felice, neanch'io riesco a esserlo del tutto. Sabrina cercò di controllare le sue emozioni, ma non riuscì a evitare che lacrime silenziose le rigassero il volto. Perché piangi? Perché adesso sono felice. Piangi perché sei felice? Eh sì, un giorno capirai. Ti volevo dire un'altra cosa. Alla fine potrebbe non essere così male se tu avessi un altro figlio. Potrei insegnargli a pescare, ad andare in bicicletta senza rotelline, a lanciare i sassi nel lago facendoli saltellare. Oh, ma più parlo, più piangi. Eh già, oggi va così. Ma da dove ti sono venute queste belle idee? Me l'ha raccontato Giacomo. Loro sono tanti in famiglia, te lo ricordi? Sabrina era ancora seduta sulla panchina e Filippo era in piedi di fronte a lei. I loro volti erano quasi alla stessa altezza. Sabrina aprì le braccia e finalmente Filippo si lasciò andare e tuffò la sua testa nei capelli di lei, abbandonandosi a quell'abbraccio. Era un abbraccio che voleva dire tante cose. Abbraccio di affidamento, affetto e cura di ferite. Abbraccio d'un legame che non si può spezzare. Sai, sussurrò Sabrina all'orecchio di Filippo, non dovrei dirtelo subito, ma visto che siamo qui, il test di gravidanza che ho fatto oggi non era negativo. Filippo non fece salti di gioia, non esultò. C'era ancora tanta strada da fare. Si sciolse dall'abbraccio e la guardò serio. Andiamo subito a dire a Matteo che avrò un fratellino.
Bene, cari amici, spero che questo racconto vi sia piaciuto. Auguro a tutti una bellissima giornata. Vi abbraccio tutti e a presto.